Performante e costruttivo. Abbiamo deciso il tema dei budget e soprattutto abbiamo parlato anche dei prossimi appuntamenti. Noi siamo sul pezzo, siamo operativi, quindi abbiamo parlato già delle partite da concludersi entro fine anno e poi degli incontri su Tokyo e in Australia per arrivare a Losanna. Ecco, ma c'è già un master plan, già si sa chi farà che cosa? No, guardi, penso che in questa fase abbiamo parlato tanto di fase operativa e di affrontare ovviamente gli appuntamenti a breve. Abbiamo le visite del CIO, abbiamo degli incontri importanti e soprattutto abbiamo dato avvio a quello che è poi la redazione del dossier finale. È quello che più ci interessa, di essere assolutamente rispettosi di ogni data. Una data della questione risorse, della questione soldi, chi li mette, da dove arriveranno, Guardi, in Veneto si dice che non servono i soldi, bastano le idee, quindi andiamo avanti. Ma c'è già una data per la visita tecnica del Comitato Olimpico Internazionale? Ma queste c'è e le date le darà ovviamente il Presidente Malagò quando parlerà con voi, cioè quindi le darà lui pubblicamente. C'è anche un coinvolgimento dell'industria veneta, però voi avete già iniziato a coinvolgere anche i privati. Ma le dirò che in Veneto è un fiume in piena, quindi tutti si interessano di queste Olimpiadi. Noi dobbiamo fare un bel lavoro per far bella figura al Veneto e alla Lombardia e dall'altro sicuramente in base alla qualità del lavoro ci sarà poi anche un potere di attrattività rispetto alle risorse private. Abbiamo la partita delle garanzie, ma insomma andiamo avanti. Io spero sempre, sono un inguaribile ottimista, che il governo poi alla fine sia al nostro fianco. Senta, esiste ancora una minima possibilità che le varie olimpiche in qualche modo possano entrare nel dossier bypassando Torino? Guardi, queste sono partite che sta seguendo direttamente il Presidente Malagò. Ho l'impressione che ormai abbiamo oltrepassato i tempi supplementari, siamo anche già andati oltre i calci di rigore. Il Trentino sarà coinvolto, mi sembra, in una maniera importante, insomma. Il Trentino è una nostra, una nostra idea, visto e considerato che quando siamo partiti col dossier Cortina io ho voluto coinvolgere l'arco alpino al massimo rispetto a quello che è la realtà delle Dolomiti cortinesi e proprio per questo abbiamo coinvolto Trento e Bolzano e quindi loro avranno delle gare importanti. Il problema Bob, che aveva destato qualche dubbio nel CIO? Il Bob non è un problema, risolveremo tutti i dubbi e annuncio già che abbiamo, siccome io immaginavo che qualcuno ce l'avrebbe chiesto, annuncio già che nel mio cassetto c'è già il piano di gestione, per cui nessun problema. Senta, lei preferirebbe correre da solo o vorrebbe correre qualche avversario, visto che magari c'è un referendum, Stoccolma ci sono... A noi piacciono le sfide, si figuri, i veneti sono per le sfide. E poi la sfida dà qualità, perché hai un benchmark, no? Hai un punto di riferimento. Se non hai nessun sfidato finisce che poi anche la squadra un po' si affloscia, e noi invece vogliamo essere performanti.